Ciao, sono Enrica Cristino e sono la mamma di Alessandro, che frequenta da circa un anno Espressione Hip Hop. Insegno da circa 29 anni nella scuola primaria e mi piace tantissimo il lavoro che faccio, diventa sempre più impegnativo perché le esigenze sono molte, però è molto interessante. Alessandro ha 20 anni, il tipo in gamba, anche se appunto ha delle difficoltà, ha un cromosoma in più, questo in un certo senso gli ha faticato la sua crescita, ma nonostante tutto ha una buona autonomia, desiderio di fare comunque bene. Ha sicuramente 2 o 3 amici a cui è particolarmente legato, è un ragazzino che fa facilmente conoscenza e gli piace stare in mezzo agli altri. Sì, da sempre ama il ritmo, attualmente suona la batteria, gli piace da sempre ballare, è sempre interessato a ballare. Alessandro piace muoversi, piace ballare in generale e piaceva già da prima. Questo però lo faceva solo quando gli altri lo facevano e non si proponeva lui per primo. Così però quando lo vedo in cerchio non ha resistenze adesso, anche se appunto all'inizio ha fatto un po' di fatica. Penso che sia una buonissima, come ho già detto prima, una buonissima possibilità espressiva dove lui può comunicare anche quando torna a casa, ha desiderio di raccontare ai suoi fratelli o comunque agli amici quello che lui fa qua e vuole tornarci, e dice di tornarci e che quando tornerà proverà a fare meglio. È assolutamente inserito molto bene nel gruppo, che non ci sia nessun tipo di ostacolo in questo senso, e sia molto molto sereno. Bisognerebbe cercare di non avere pregiudizi, tolleranza, quindi la pazienza, no? Essere in prima persona degli entusiasti. Questo è molto trainante in qualsiasi tipo di gruppo, perché se io non ho voglia di fare, non posso pretendere che gli altri no, lo facciano. Quindi io qui ho ispirato l'entusiasmo nella semplicità, l'entusiasmo nella semplicità. Grazie ancora. Sì.